Sono finiti gli esami, abbiamo chiuso un'attività formativa ancora in emergenza, abbiamo svolto però tutta l'attività, tutte le 990 ore rispetto allo scorso anno, che avevamo avuto bisogno di un decreto che in qualche modo ci permettesse di chiudere l'anno regolarmente senza però aver finito tutte le ore. Abbiamo chiuso in presenza in FAD perché a seconda dell'andamento della pandemia avevamo i colori che cambiavano e rispetto ai colori eravamo in presenza o eravamo a distanza. Noi non godiamo purtroppo del bonus estate, nel senso che ancora una volta purtroppo devo segnalare che la formazione professionale è un po' la cenerentola del sistema formativo, soprattutto i nostri ragazzi e le nostre ragazze non hanno gli stessi diritti, si vede, degli altri ragazzi, mi dispiace sottolinearlo. Comunque molti nostri soci si stanno attrezzando soprattutto per cercare di facilitare il rapporto con le imprese d'estate, quindi fare esperienza lavorativa ai ragazzi, perché le imprese stanno ripartendo fortunatamente e quindi stanno chiedendo in maniera massiccia professionalità e lavoro e molti nostri centri si stanno attrezzando d'estate proprio per favorire questo incrocio. Ovviamente colgo l'occasione per fare i miei auguri ai ragazzi, alle loro famiglie, ai docenti, ai direttori e a tutto il personale delle scuole di formazione professionale, dicendo che sono stati veramente ancora una volta encomiabili per l'abnegazione e la professionalità che hanno dimostrato in un anno ancora molto difficile e particolare.